8 del mattino, parrocchia di San Paolo a Padova. Quelli che vedete non sono fedeli in attesa di andare a messa, ma pazienti che aspettano di essere vaccinati. È l'iniziativa pensata dalla dottoressa di medicina generale Daniela Toderini e proposta a Don Paolo Rizzato, che ha subito accettato di aprire le porte della sua chiesa. E noi abbiamo dato volentieri disponibilità, ecco, perché la chiesa è un'aula grande che consente lo spazio sufficiente per questa iniziativa. Il consenso, questo, le do il numero, cerca il numero 14. Dopo l'accettazione, i pazienti vengono accompagnati ai banchi della chiesa, numerati e distanziati. Qualsiasi posto basta che vengano fatti. Ben venga queste strutture che danno la possibilità di farlo. Si parte, partiamo. Quasi un centinaio i vaccinati, pazienti della dottoressa che al momento della convocazione dei propri assistiti ha già fatto l'anamnesi, un lavoro preparatorio che ha richiesto oltre 20 giorni. Abbiamo telefonato anche 2 o 3 volte perché hanno voluto sapere, hanno voluto richiamare. E una volta che vengono qui viene consegnato il consenso da firmare e vengono fatti accomodare a dei posti numerati che ovviamente non vengono utilizzati dopo perché vengono igienizzati successivamente. Si passa con i carrelli, si vaccina, si dà il modulo del certificato, un certificato cartaceo col richiamo, con la data del richiamo, basta. Un quarto d'ora di attesa e poi possono andare. Con le note dell'organo si aspetta il proprio turno mentre l'equipe medica composta da 3 medici, un'infermiera e i volontari della parrocchia passa tra i banchi a vaccinare. Bene, tutto bene, grazie, molto semplice. Per l'AstraZeneca ho chiesto alla dottoressa se potevo essere tranquilla, sicura, mi ha detto assolutamente di sì, quindi... Fra un mese, per i pazienti che hanno ricevuto il vaccino Moderna e a luglio per chi ha ricevuto AstraZeneca, le porte della chiesa torneranno ad aprirsi.